Nel nome dello Spirito Santo. Sia del Signore Cristo, unione dello Spirito Santo, tutti con il tuo Spirito. Celebriamo Santissimo Gesù, e questa messa è celebrata per Raffaella, Luca, Michele, Elena e per tutte le altre. Celebrare degnamente di ricordare concesso a dire, fratelli e sorelle, che ho molto peccato. Parole un peba mia e su Vergine Maria, gli angeli fare per me, poi di noi i nostri peccati. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te. Benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Celestis, Deus Pater omnipotens,
miserere nobis, odiam tu solo Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Preghiamo. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che onora il santo nome di Gesù, tuo Figlio. Donaci di gustare la sua dolcezza in questa vita, per godere la felicità eterna nella patria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazia a Dio. Sia sempre benedetto il nome del Signore. Sia sempre benedetto il nome del Signore. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Sia sempre benedetto il nome del Signore. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia sempre benedetto il nome del Signore. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e che si china a guardare nei cieli e sulla terra? Sia sempre benedetto il nome del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre ti lodato. Oggi è la festa del Santissimo Nome di Gesù. Il nome di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma soltanto nel secolo XIV cominciò ad avere un culto liturgico. San Francesco d'Assisi era molto devoto, del nome di Gesù. Soltanto al sentire pronunciare il nome di Gesù si commuoveva fino alle lacrime e quindi amava Gesù con tutto il suo cuore, aveva sempre Gesù nella mente, nel cuore e sulle labbra. E così ecco che San Francesco d'Assisi passò in eredità questa grande devozione a tutto l'ordine. Ecco che alcuni santi francescani, soprattutto San Bernardino da Siena, aiutato da altri confratelli, ad esempio il beato Alberto da Sarteano e Bernardino da Feltre, diffuse con tanto zelo e con tanto fervore la devozione del nome di Gesù, non soltanto in Italia, ma per l'Europa intera. E San Bernardino ideò anche quella famosa tavoletta col monogramma IHS, queste iniziali che significano Gesù Salvatore del mondo, con dei raggi che si sprigionano da questo sole che è Gesù. E diede questo consiglio di mettere queste tavolette sopra le porte delle case come protezione divina per la casa, per tutta la famiglia. Ecco che in giro per l'Italia si possono vedere in tanti luoghi questi monogrammi IHS, queste tavolette poste proprio sopra l'uscio di casa. Ecco, San Bernardino si rendeva conto che la situazione morale dell'Italia dell'epoca lasciava molto a desiderare e trovò in questa devozione un mezzo per ridestare la devozione degli italiani e ricondurli all'osservanza dei comandamenti divini, e le sue speranze non rimasero deluse. Si racconta che ebbe questa idea così delle tavolette col monogramma IHS predicando a Bologna. Stava predicando contro il gioco delle carte, non tanto in se stesso, ma per il fatto che giocando a carte perdevano tanti soldi le persone, giocavano a soldi. Ecco allora che San Bernardino predicò così bene, ma così bene che i cittadini di Bologna bruciarono tutte le loro carte,
con la grande disperazione di quelli che fabbricavano queste carte, che andarono da San Bernardino a lamentarsi. Abbiamo perso il lavoro, non possiamo più guadagnare, non possiamo più mantenere la famiglia. Ecco allora che San Bernardino in quel momento ebbe questa idea. Bene, fabbricate queste tavolette con la scritta IHS, Gesù Salvatore del mondo. E questa idea fu la fortuna di quei fabbricanti di carte, ma soprattutto fu una benedizione per tutta l'Italia e anche per l'Europa. Ecco, come messaggio così per questa festa liturgica del nome di Gesù, impariamo, ecco, abituiamoci a ripetere sempre con amore il nome di Gesù, insieme a quello di Maria, la Madre sua e nostra. Il nome di Gesù sia la prima cosa che diciamo al mattino appena ci svegliamo, l'ultimo nome che pronunciamo la sera prima di chiudere gli occhi. E come San Francesco, ecco, anche noi cerchiamo di avere sempre Gesù nel cuore, nella mente e sulle labbra. Siano lodati Gesù e Maria. Salve Madre del Signor, fra le donne eletta, immortale Creator, al tuo petto si nutrì. Ave Maria, salve ancella del Signor, fonte di speranza, sulla croce per noi il tuo Figlio si donò. Ave Maria, salve Madre nostra, Madre della Chiesa, per noi prega il Signore che ci accolga su del cielo. Ave Maria, Ave sposa dell'amor, sposa dello Spirito, sempre unita al tuo Signor, sua dolcissima dimora. Ave Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, le nostre offerte e preghiere, in nome del Cristo tuo Figlio, te lo offriamo fiduciosi nella sua promessa, che ogni domanda fatta nel suo nome sarà esaudita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevare la sua caduta. Generato prima dei secoli, incominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è
il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta della gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà.
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono di Né esercitare la tua vita, ma di soltanto una parola, e io sarò salvo. Canto di Natale numero 8. Per mano dei cieli la loro armonia, cantando Maria, la nanna Gesù, con voce divina, la Vergine bella, più vaga che stella, diceva così: dormi, dormi, fai la ninna nanna Gesù. Dormi, dormi, fai la ninna nanna Gesù. Un fascio di luce dal cielo calava, di giorno sembrava divino splendor, ognuno la gioia portava sul viso ed un paradiso il luogo sembrò.
Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai accolti alla tua mensa, donaci la grazia di adorare con fede viva in questi santi misteri il Signore Gesù, nel cui nome hai voluto che ogni ginocchio si pieghi e ogni uomo trovi la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, Prega per noi. Canto numero 378. 378. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, dai cori angelici, dall'alma mia, Ave Maria, Ave Maria, dai cori angelici, dall'alma mia, Ave Maria, Ave Maria, nome dolcissimo, nome d'amore, potente balsamo al